Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo dal Reco Space di Citafiera e va in onda oggi la prima puntata dedicata agli animali della trasmissione Amici di Zampa e di Cuore. Come potete vedere, ospite qui con me abbiamo una meraviglia. Abbiamo la principessa di Gattolandia Cividale, la gattona Kate. Vi avevo promesso una trasmissione dedicata ai nostri amici pelosetti ed eccoci qua, e quindi per me è una grandissima gioia e un piacere poter condurre una trasmissione dedicata a questo. Gattolandia Cividale è una struttura, appunto, lo dice la parola stessa, che ospita gatti durante queste trasmissioni noi proprio parleremo di gatti, di cani, parleremo di associazioni no profit, parleremo di adozioni, di tutto il mondo dedicato appunto ai nostri amici animali. Io vedo un po' di confusione. Cosa sta succedendo? Ah, ecco qua. Ma buongiorno! Ma buongiorno, gatto Silvestro, benvenuto! Buongiorno a tutti. 17 febbraio, giornata dedicata ai nostri amici, i gatti. Sì, Elena, grazie. Benvenuto. Grazie, come hai detto tu, è la festa del gatto. Tutti sappiamo che ci amate tanto e oggi sono qua proprio come testimonial per tutti i gatti. Io sono Silvestro, il gatto testimonial della manifestazione Civigatto Day che si è svolta a Cividale nel 2018 e che ha iniziato una serie di attività proprio legate al mondo del gatto. Benvenuto allora gatto Silvestro. Allora a questo punto approfittiamo, visto che sei venuto qui a trovarci in occasione della prima puntata dedicata agli animali amici di Zampe e di Cuore, per fare un bel saluto innanzitutto a tutti i bambini. Sì, vero gatto Silvestro? È vero, a noi i nostri amici bambini li salutiamo sperando di darvi tante fusa. Ciao ragazzi, ciao bambini, ciao bambine, ci vediamo alla prossima manifestazione. Ciao a tutti. Ciao gatto Silvestro, torna a trovarci qui a Ciao. Space, a Esplora e Ama. Ciao. Ciao, ciao. Ed eccoci qui al 17 febbraio, giornata dedicata ai nostri amici micioni. Siamo qui in compagnia della bellissima, splendida, meravigliosa, non ho termini per definirla, oltre che devo dire anche buonissima e molto paziente, la principessa Kate. Eccola qui, questa miciona splendida che voi potete vedere, e in compagnia di Arnaldo Zorzetto. Arnaldo, buongiorno Arnaldo. Buongiorno Elena. Ecco, Arnaldo è qui in rappresentanza e referente di Gattolandia Cividale, una struttura che ospita proprio i nostri amici animali, in particolar modo i gatti. Ce ne puoi parlare Arnaldo? Oggi è la loro giornata, parlaci un po' di questa realtà così bella. Intanto Elena ti ringrazio per lo spazio che ci hai dato a far luce sul mondo degli animali, nello specifico alla giornata di oggi, la festa del gatto, come dici tu, oggi dedicata a loro, ai felini. E niente, Gattolandia Cividale è nata nel 2015 a Cividale per volere di noi amanti dei gatti, quindi abbiamo aperto questa struttura che ha ospitato nel tempo centinaia di gatti, nello specifico gatti, gli ultimi coloro che nessuno vuole, nessuno ama perché vengono abbandonati, perché sono malati. Nello specifico noi abbiamo aiutato tantissimi gatti affetti da leucemia e da anche altre patologie, quindi noi nasciamo con questo principio. Cividale, ripeto, Gattolandia Cividale nel 2015, poi con l'amore che abbiamo portato avanti con altri progetti abbiamo pensato di dare una svolta insieme poi all'amministrazione comunale di Cividale che si è dimostrata molto virtuosa in questo senso, a una iniziativa che ha dato sì a una manifestazione che si è chiamata e si chiama ancora Civigatto
che nel 2018 è partita proprio dando uno spunto a questo, tutto al mondo dei gatti a 360 gradi, e quindi adesso ti spiegherò anche di cosa si è Ecco, infatti trattato. io vorrei sapere un po' più approfonditamente anche di Civigatto e di tutte le cose che voi organizzate anche a sostegno proprio degli animali e anche per il loro bene, perché voglio dire, è bello ricordare che queste associazioni sono associazioni no profit, sono associazioni non a scopo di lucro e fanno veramente degli sforzi immensi e grandissimi per riuscire anche a coprire proprio anche le spese, perché noi ci immaginiamo che bravi, aiutano i gatti, aiutano i cani, complimenti. Dietro a tutto questo c'è un lavoro importantissimo, perché queste persone, queste associazioni hanno bisogno anche di fondi per la cura degli animali, per il cibo, per i veterinari, Certo. tutta una serie di cose che ovviamente servono proprio. L'idea è nata proprio su questo, focalizzare le associazioni del territorio della FVG a far sì che venissero conosciute e dargli un riflettore dove queste iniziative, queste manifestazioni danno la possibilità a queste associazioni che sono ricche di volontariato, quindi richiamiamo sempre il mondo del volontariato, preziosissimo per questo tipo di progetto, senza i quali animali che magari vengono abbandonati o anche con i progetti delle sterilizzazioni non vengono aiutati. Quindi è nata principalmente per questo motivo la manifestazione, proprio in questo senso. Ecco, e questa è una cosa molto importante. E altrettanto importante è l'attività che voi svolgete a livello di adozioni, perché poi ovviamente uno degli scopi principali è anche quello di fare in modo che queste meraviglie, che questi cuori, questi angeli trovino una famiglia, una casa che li ami, perché sono in grado di dare un amore infinito e d'altra parte hanno anche tanto bisogno d'amore, vero Arnaldo? In questo senso hai ragione, abbiamo sposato proprio questa filosofia. Noi abbiamo delle pagine social, Gattolandia Cividale, Anna Ollus, di cui io sono referente come responsabile anche alla comunicazione, e Anna Ollus è una struttura che insieme a Gattolandia lavora sul territorio di Cividale come tante altre strutture e proprio ha questi progetti di intervento e anche nella promozione delle adozioni. Le adozioni sono importanti perché oltre ai progetti chiaramente legati al mondo degli interventi sulle sterilizzazioni delle colonie feline, servono proprio per svuotare in questo senso il gattile e anche il canile, quindi le adozioni sono fondamentali. Sono importantissime. E naturalmente questa è la prima puntata, non a caso abbiamo voluto inaugurarla proprio oggi, il giorno dedicato alla festa dei gatti e con Esploreama abbiamo voluto dare un occhio di riguardo a questo mondo dell'associazione no profit, del volontariato e a tutto quello che riguarda i nostri amici animali, perché più ne sappiamo e più avvicinarsi a questo mondo diventa facile anche per chi forse fino ad oggi non l'aveva considerato abbastanza, non ci aveva pensato. Molte volte noi magari involontariamente, perché la nostra vita corre in maniera frenetica, non ci pensiamo e non riusciamo a pensare a come queste associazioni lavorano, quello che fanno e all'importante sostegno che danno a queste creature. Tra l'altro proprio qui in regione, in Friuli Venezia Giulia, ci sono tantissime associazioni, noi andremo a trovarle, sentiremo la loro voce e ascolteremo anche le storie di animali, vi daremo dei suggerimenti per delle adozioni, perché noi d'ora in avanti, vero Arnaldo, ci segnalerete anche man mano e quindi vi consigliamo di guardare la nostra trasmissione anche per questo, perché magari fra i vari amici pelosi che vi proporremo c'è anche quello per voi, quello che potrebbe rendere la vostra famiglia sicuramente una famiglia migliore. Tra l'altro Kate, la principessa Kate, che io ve la faccio vedere qui, è, oltre che una meraviglia, è buona come il pane, ha una storia, vero Kate, Arnaldo? fa parte, come abbiamo detto prima, della grande famiglia di Gattolandia Cividale, è arrivata da noi circa 5 anni e mezzo fa, portata da una volontaria, proprio una volontaria che si è sentita in dovere proprio di contattarci. Lei era stata abbandonata, purtroppo è una storia anche triste quella di Kate, perché c'era arrivata con
una situazione molto grave, era quasi agonizzante, l'abbiamo recuperata, l'abbiamo curata e aveva addirittura il microchip estirpato, perché evidentemente chi ce l'aveva non la voleva più e quindi ha pensato giustamente. Quindi l'ha anche ferita e abbandonata ferita. Abbandonata ferita e quindi anche con l'esportazione del microchip così non si poteva capire, quindi c'è anche un discorso giuridico, fortunatamente che anche con i microchip ultimamente si può cercare di trovare una soluzione anche in questo senso, ma la storia di Kate è stata molto semplice, noi l'abbiamo accolta immediatamente e abbiamo dato questo nome a Kate perché era nel periodo del matrimonio di Kate in Inghilterra. E lei è una persiana, vedete è anche una persiana anche rara, perché oltre al colore bianco che ha, le orecchie arancioni, una punta nella coda di arancio, quindi è anche rara nella sua, chiamiamola così, razza che è persiana, ma che comunque, essendo abbandonata, è sposata nel mondo del randagismo, quindi con i suoi amici non di razza, lei è la principessa, ma è la ragazza che praticamente è l'unica, chiamiamola così, di razza, ma la razza non è, perché tutte le razze sono tutte belle, quindi non è... Sì, non esistono gatti o cani di razza, o meglio, esistono le razze, però esistono i cani e i gatti che hanno tanto amore da dare, indipendentemente dalla razza o se sono meticci o se sono randaggi, non importa, hanno tantissimo amore da dare. Tra l'altro gli animali che poi vengono adottati cambiano, diventano tutti meravigliosi, bellissimi. Voi magari li trovate in canile perché sono avviliti, come noi, no? Quando siamo avviliti, siamo disperati, ci imbruttiamo, abbiamo questo velo spento, no? Poi nel momento in cui trovano una famiglia, diventano bellissimi. Beh, qui vengo in supporto a queste tue analisi, anche perché parlando di gatti e della festa del gatto possiamo estrapolare il perché della festa del gatto. La festa del gatto il 17 febbraio sembra nato per il fatto che essendo nel periodo dell'acquario, quindi si pensa, si teorizza che l'animale, il felino, sia paziente e fantasioso. Il 17 però è un numero anagrammato con i numeri romani che dà la parola vixi, che in latino vuol dire vissuto. Da qui abbiamo il famoso 7 vite dei gatti. Quindi diciamo che ormai il gatto, rispetto al passato, in Italia abbiamo oltre 7 milioni e mezzo di gatti nelle nostre famiglie, ormai è diventato un animale che non è un animale ma è un componente della nostra famiglia, come possono essere i cani, tutti gli animali d'affezione, quindi i gatti per noi sono un membro della nostra famiglia. Ecco, io vorrei spendere una parola, anzi più di una parola, per queste associazioni, per le persone che le compongono, oltre che qui in Friuli Venezia Giulia. Io mi permetto, lo voglio dire perché così in tutta Italia ci sono queste associazioni che fanno sacrifici immani per accudire, per nutrire, per coccolare. Io mi permetto di citare anche un'associazione a Bari, perché io ho adottato 2 cagnolini che sono praticamente la mia vita e li ho adottati da là, hanno fatto un lunghissimo percorso, quindi da Bari per arrivare a me, li ho adottati a distanza di 4 anni l'uno dall'altra e devo dire che sono felicissima e devo dire grazie appunto a chi me li ha portati. E Arnaldo, cosa dici? Oggi è la giornata del gatto. Sì, vogliamo ricordare questa cosa che hai detto tu e ti ringrazio. Io vorrei ricordare, chiedo scusa, sono anche un po' commossa, sì. Perché ti prende direttamente. Sì, perché noi in realtà non conosciamo queste persone che così svolgono questo ruolo, soprattutto se sono lontane, però in qualche modo siamo legate a loro. E io ho l'immagine di Elisabetta Barbieri, che ci ha lasciato più o meno una decina di giorni fa, e assieme a lei anche il conducente Federico e anche l'angioletto. Elisabetta Barbieri è una volontaria, una delle tante volontarie
praticamente vive il suo mondo del volontariato anche facendo staffette in tutta Italia per portare questi animali in sicurezza e anche in adozione. Esatto, io ho l'immagine di Elisabetta Barbieri la sera della partenza con la mia Brigitta in mano che me la stava portando, e questa immagine di lei solare che andava a portare una cagnolina nella sua nuova famiglia, ma tantissimi cagnolini, a centinaia, cani, gatti. Elisabetta ha portato e adesso hanno una vita felice grazie a lei. Noi adesso ce la immaginiamo in cielo, ovviamente, circondata dagli animaletti. Sì, il famoso ponte della Il famoso ponte, e quindi Elisabetta, a te e a chi purtroppo ti ha seguito in questo drammatico viaggio, noi ti auguriamo un buon ponte e rimarrai per sempre nel cuore di tutti. Grazie Elena che hai fatto questo ricordo perché è molto importante. Ti ringrazio. Grazie. Bene, allora Arnaldo, noi ci vedremo ancora. Sì, allora come hai detto tu, questa è la prima puntata e cercheremo di dare un supporto, ti daremo un supporto per farti conoscere tantissime realtà e tu potrai calendarizzarle in questo studio e fare conoscere ai nostri telespettatori o spettatori dei social che potranno interagire, magari perché no, anche chiamare telefonando e magari arrivare a un obiettivo dove qualche cane e qualche gatto potrà essere adottato anche con il tuo aiuto e per questo ti ringrazio. Ecco, questo sarebbe per me la soddisfazione più grande. Sicuramente potere nel mio piccolo anch'io regalare una famiglia, ma soprattutto dare alle famiglie queste meraviglie che ti riempiono la vita, ti riempiono il cuore e sicuramente, è vero Arnaldo, ci fanno diventare delle persone migliori. Beh, questo è un fatto. Chi ha in casa un animale, è inutile dirlo, ne acquista in tanti benefici, e specialmente in questo periodo che noi da un anno stiamo vivendo, il periodo del Covid, senza i quali i nostri amici animali questo periodo che ripeto stiamo vivendo non sarebbe così, diciamo, tale se non ci fossero, quindi bisogna ringraziarli anche loro e cercare di volerli sempre più bene. Questo è un principio, speriamo che continui così, noi ce la mettiamo tutta e grazie ancora Elena. Ecco, noi ce la mettiamo tutta a dare una mano a queste associazioni, lo facciamo veramente con grandissimo piacere, se vogliamo anche per noi è un onore potervi dare una mano in tutti i modi in cui si può, perché queste sono le realtà che meritano riguardo e che meritano di poter avere tutti gli aiuti di questo mondo. Io ringrazio ancora tutti i volontari, le volontarie, le associazioni, tutti quelli che si prodigano a tutela degli animali, per il loro benessere, per la loro collocazione anche poi in famiglie. E io saluto Arnaldo intanto, ma ci vedremo a breve. Sì, grazie ancora Elena, grazie a tutti voi. Ecco, e io vi lascio, prima di salutarvi, con un pensiero, l'immagine di quando voi arrivate a casa vostra, stanchi morti, arrabbiati col mondo, con tutto e con tutti, e ad accogliervi ci sono 1, 2, 3 codine pelose, una dritta se un gatto e 2 scodinzolanti nel mio caso che sono 2 cani. Tu puoi dirlo. Sì, guardate, non c'è gioia più grande, ve lo garantisco io, vi mettete subito a ridere, vi passa la rabbia. Quindi se avete un qualsiasi problema di depressione, prendetevi un gatto o un cane. Noi vi aiutiamo, ce la metteremo tutta, vero Arnaldo? Grazie a tutti e buona festa del gatto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Esploreama e alla prossima puntata con amici di Zampa e di Cuore. Buon proseguimento.